Passiamo poi con Francesco De Marchi, siamo ormai alla fine di quella che è la prima settimana di allenamenti. Intanto un'impressione da, tra virgolette, vecchietto del gruppo, incomincia a essere uno dei veterani di questa squadra. Le impressioni iniziali sono molto buone, ho visto quasi tutti i giocatori a un buon livello, diciamo così, e penso che giorno per giorno possiamo solamente che migliorare. Vedo che gli allenamenti sono molto buoni sia dal punto di vista in sala pesi che dal punto di vista tecnico in palestra, c'è solo che da lavorare. Dicevo prima con Mattia Rosso, è una squadra insomma già importante che non ci siano tra virgolette delle prime donne, cioè nessuno che tira indietro i remi in barca quando è il momento di faticare. Io penso che la società abbia fatto delle scelte abbastanza mirate su alcuni giocatori, insomma, degli uomini come piace ad avere a Montagnani, si vede che ci chiama signorine o ragazze, siete pronte, ma così lo fa per scherzare. Siamo arrivati quasi alla fine della prima settimana di allenamenti. Innanzitutto un'impressione da coach. Prima settimana buonissima, ci sono stati intoppi, abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo programmati di fare, quindi positivissimo. Parlavo prima con Francesco De Marchi, ho detto un po' questa novità quest'anno delle sedute anche in piscina, un po' una curiosità, però insomma credo che sia un lavoro che porterà i suoi frutti per la preparazione, suppongo. Ma noi speriamo che dia grossi vantaggi. Sì, abbiamo implementato le altre sedute di lavoro fisico con anche il lavoro in piscina, pensiamo che sia perlomeno all'inizio ottimo, è un lavoro pesante, dura un'ora ma è un lavoro... Quali sono le finalità di questo lavoro in piscina? Ma niente, comunque far lavorare i ragazzi dal punto di vista aerobico, comunque un grosso impegno dal punto di vista aerobico appunto, e cominciano a affrontare i primi salti, i salti chiaramente sono scaricati fra virgolette dall'acqua e dall'altezza della piscina, quindi possiamo lavorare già da subito con un buon numero di salti, così noi le facciamo fare nella prima settimana in palestra, e quindi a tutto vantaggio insomma dell'efficienza delle loro articolazioni. Certo, per quanto riguarda i nuovi giocatori, credo che anche i tifosi siano più interessati, c'è la curiosità di sapere i nuovi giocatori, insomma come stanno prendendo questi primi giorni. Oggi fisicamente ho visto Nicolai Ucicolo facendo una battuta, non occorre che salti molto quando è a rete. No, veramente una misura fuori dal normale, anche a muro salta poco e già un'altezza per la 2 incredibile. I nuovi si sono presentati, devo dire, tutti in buone condizioni. Nicolai, poche parole perché ancora con l'italiano non ci siamo, diciamo, anzi non ci siamo, ma è simpatico dicendo poche parole, quindi va benissimo. Poi l'importante è che schiaccia fortissimo, questo è fuori di dubbio, che sia simpatico ma che schiaccia piano ci interessa fino a un certo punto. Mattia molto bene, Pagni si è presentato in ottime condizioni, questo ci fa personalmente piacere. Stefano ha lavorato sotto il nostro controllo praticamente tutta l'estate, quindi ci siamo, infatti è una settimana positiva, però tutti gli allenatori dicono la prima settimana positiva, quindi no, però io... almeno si parte decentemente, dai. Io, cioè, una buona settimana.